Maggiore, un nome che sa di acqua e di terra. È il Brenta a disegnare il destino di questo territorio e la sua gente a trasformarlo in vita quotidiana. Qui il fiume non è solo paesaggio, è memoria, lavoro e identità. Qui tradizione e innovazione si fondono tra tradizione e storia. Ci racconta di questa splendida terra il suo sindaco Mattia Gastaldi. Buongiorno sindaco. Benvenuta Ida, benvenuti itinerari a Campolongo Maggiore. Grazie, grazie. Sì, un territorio tra terra e acqua perché appunto il nostro comune è attraversato dal fiume Brenta, che è un bellissimo e ci offre degli scorci naturalistici davvero molto belli e interessanti, che negli ultimi anni sono stati anche convertiti al turismo lento, insomma al cicloturismo, ma anche all'ipovia. E poi terra perché il nostro territorio per tanti anni è stato a vocazione agricola, oggi ovviamente un po' meno, ma terra anche perché proprio dal terreno abbiamo scoperto la nostra storia con interessantissimi ritrovamenti archeologici che custodiamo proprio all'interno di uno specifico museo qui nel territorio. Campolongo Maggiore, uno dei comuni che fa parte della riviera del Brenta, è in una posizione strategica, sindaco. Sì, siamo sicuramente in una posizione strategica perché siamo sì all'interno della riviera del Brenta, ma siamo tra i comuni più a sud di questa zona e confiniamo, infatti, siamo territorio di cerniera con l'altra bellissima zona che è anche quella della Sacisica e quindi di tutto il territorio di Piove di Sacco. Strategica anche a livello logistico perché siamo a 25 km da Venezia e altrettanti da Padova, quindi insomma davvero una posizione ideale e che ha favorito anche questo nei secoli ovviamente lo sviluppo dei territori attraverso l'uso anche del fiume. L'uso del fiume e ai giorni nostri l'uso delle ciclabili, importantissime qui a Campolongo Maggiore, sempre per lo stesso motivo, posizione centralissima. Sì, abbiamo in questi anni convertito le arginature del fiume Brenta in piste ciclabili ed ipovie e abbiamo visto che la cosa funziona perché è davvero molto l'interesse che abbiamo del turismo lento che proprio passando attraverso le arginature possono andare o a Padova o arrivare anche fino al mare a Chioggia. Quindi possono fermarsi poi qui a vedere le bellezze anche del territorio. Abbiamo dei piccoli oratori piuttosto che le chiese parrocchiali, il nostro museo archeologico e quindi fermarsi anche in qualche attività commerciale o in qualche bar o ristorante per appunto fare una piccola sosta. Lei sindaco mi ha incuriosito, mi ha raccontato tante cose, sì, e tutte queste cose noi le porteremo nelle case dei nostri telespettatori. A presto e grazie. Grazie. Lungo il fiume si estende il corridoio naturalistico del Brenta, un ecosistema prezioso che unisce biodiversità e vita umana, oasi di pace e di equilibrio, dove l'acqua continua a parlare e la natura trova ancora spazio per rinascere. Le comunità si sono formate nel tempo attorno ai campanili, che non erano solo luoghi di culto, ma veri e propri luoghi di incontro. E ne parliamo con l'architetto Francesco Coccato. Buongiorno. Piacere. Buongiorno architetto. Un campanile alle nostre spalle, si dice che il campanile sia il centro del paese ed è proprio così. Sì, il nostro campanile è sempre stato un po' il simbolo, proprio perché conserva quei caratteri di storicità che lo caratterizzano. Si tratta di un campanile probabilmente dell'epoca fine 300, inizi 400, che ha mantenuto la sua posizione nel corso dei secoli. Il nostro campanile, come lo vedete, ha quei mattoni che ne danno proprio l'essenza della matericità e quindi questo rapporto con la pietra, con il mattone che è tipico appunto delle nostre zone. La chiesa che non è quella di adesso che vedete, questa di adesso è del 1866, dell'ingegner Bragato.
in chiaro stile neoclassico, tipico del fine Ottocento. La storia di Campolongo Maggiore, la storia di questo fantastico territorio è rappresentata in un vostro museo. Sì, nel nostro museo molto ricco di storia, tanto che il nostro territorio possiamo farlo risalire già al XIII secolo a.C. e lo vedremo narrato nelle sale espositive del nostro museo. Tanti sono i reperti e le curiosità che noi portiamo subito nelle vostre case. Andiamo, Francisco. Grazie. Questa di Campolongo Maggiore era una zona viva, abitata, attraversata da scambi culturali fin dall'antichità, vero architetto? Certo, pensi che ne abbiamo trovati 220 siti nel nostro territorio, nel nostro paese, ed è per questo che 30 anni fa alcuni appassionati hanno fondato questo gruppo e circa 20 anni fa siamo riusciti ad allestire, grazie anche all'amministrazione comunale, questo museo che si dipana in 3 sale espositive tematiche, una dei Veneti, una dei Romani e una del Medioevo. Allora portiamo un piccolo assaggio, sì, perché questo museo naturalmente è visitabile. Partiamo proprio da qui. Partiamo proprio in ordine cronologico, esatto, dal villaggio più antico che abbiamo trovato, 13 secoli avanti Cristo, quindi era già abitato nella nostra zona. Abbiamo trovato alcuni reperti non significativi ma molto importanti per chiarire l'abitato. Siamo riusciti a capire come era fatto un villaggio nell'antichità. Il villaggio era arginato con un argine costituito da alcune capanne, da quella principale e da un'area sacra che di solito era i limiti del villaggio. Qui ci troviamo nella sala dell'era paleoveneta. Mauro, ma quando sono arrivati i Romani? I Romani sono arrivati circa nel 200 a.C. e dimostra, il fatto di questo passaggio dimostra quel reperto che noi vediamo, è un frammento di ciotola dove c'è una scritta, se noi guardiamo c'è scritto Acinio. Sì. Se avessimo trovato l'altro pezzetto probabilmente avremmo trovato una L lacinio, che è un nome latino. Sì. Ecco che quindi i Romani che parlavano una lingua, cioè i Veneti che parlavano una lingua loro, va bene, a un certo punto col mescolamento hanno cominciato a parlare in latino. Quindi dopo i paleoveneti sono arrivati I Romani, che adesso andiamo a vedere nell'altra sala. Andiamo. Ecco, questa è la sala dei reperti romani che noi abbiamo trovato. Ma che cosa hanno dato alla zona i Romani? Hanno dato delle cose bellissime. Infatti hanno sconvolto la vita dei Veneti. Innanzitutto hanno fatto le strade, che prima non c'erano. Prima c'erano pozzanghere, la gente aveva gli stivali per camminare, avevano proprio dei sentieri. Sono andati i Romani e hanno cominciato a fare le strade che conducevano da una città all'altra. Dopodiché hanno cominciato a portare degli strumenti per la coltivazione dei campi e poi, una cosa importantissima, hanno inventato la malta. Invece delle capanne che noi vediamo, i veneti per carità saranno state confortevoli, però a un certo punto le case erano molto più sode, più belle. Insomma, una sala dedicata all'era romanica interessantissima. Tanti sono gli alunni che vengono qua durante l'anno. Assolutamente, assolutamente. Molti alunni, abbiamo 1 migliaio di alunni delle varie scuole elementari che vengono qui a fare dei lavori con l'argilla, eccetera. Certo, perché sotto ci sono anche i laboratori. Assolutamente sì. E poi li portiamo qui a vedere e sono molto interessati i bambini. E chiudiamo in bellezza con la sala del Medioevo. Del Medioevo. Grazie. Non meno importante dell'era romana è stato il Medioevo per questo territorio, vero architetto? Il nostro territorio è stata una sorpresa, abbiamo riscontrato nei nostri campi, nei nostri territori, dei reperti di epoca paleoveneta. Siamo andati a studiarci la nostra storia e abbiamo scoperto che Padova e Venezia si sono scontrati in una guerra dei confini, 1372-1373, dove padovani e veneziani si sono scontrati in battaglie molto acerrime. Qui li vediamo rappresentati proprio queste battaglie tra le due fazioni.
Tanti sono i reperti che sono stati trovati, ma anche le armi in uso al Abbiamo tempo. ricostruito tramite degli studiosi le armi dell'epoca, le prime armi da fuoco che possiamo riscontrare qui, ricostruite, gli scudi, il primo fucile che si usava già nel 200-300, fino alle palle da bombarda e da catapulta che abbiamo trovato in mezzo ai nostri campi, nei nostri territori. Insomma, tutto un mondo da scoprire in un piccolo paese che si trova solo a 1 chilometro dalla laguna. dalla laguna. Quindi, signori, la meraviglia del passato che si fa presente per le nuove generazioni. Grazie. Grazie. A Campolongo Maggiore c'è una musica che nasce dal cuore. È l'orchestra giovanile Diego Valeri. Riunisce giovani e appassionati di ogni età, creando un legame tra generazioni. Un'idea nata dal professor Laudani. Buonasera, professore. Buonasera. Nata 25 anni fa. Sì, 25 anni fa dalla necessità di creare le condizioni per cui i ragazzi di questo paese si sentissero parte di qualcosa. E questo ha portato alla nascita di un progetto che quest'anno compie 25 anni, che è stato finanziato allora dalla legge Berlinguer e che ci ha consentito di diventare uno dei 200 laboratori musicali finanziati dal Ministero in quell'anno e oggi siamo rimasti l'unico esistente. Quanti ragazzi, professore? Una media di 1000 ragazzi l'anno. Sono tantissimi. Sì. Oggi abbiamo 3 orchestre, un'orchestra infantile, una junior e quella più grande, che è totalmente gestita da ex alunni, quindi ragazzi che oggi hanno compiuto gli studi sia in musica che in altre discipline, ma che continuano a suonare per il piacere e per il diletto di suonare e che continuano su questa strada. E quindi è proprio vero, sì, che la musica ci salva sempre. Campolongo Maggiore, dove l'acqua racconta la memoria e la musica ne scrive il futuro. Un territorio che vive di bellezza semplice, di orgoglio silenzioso e di un'energia che continua a scorrere, come il fiume che lo attraversa.